Ecco qua arrivato. Bellissimo, non ho idea di fermarsi. E ciao a tutti ragazzi, siamo sempre martedì 24 giugno, sempre San Giovanni, sempre in Lago Rai. Adesso ho appena finito l'escursione e il video qui al bivacco dell'amicizia sul Monte Flavort. In strada facendo mi è venuta la pazza idea di fare una seconda escursione anche oggi. Essendo solo le 11:55 mi sa proprio che andrò a fare anche il Grand Lake, che è qua dietro nascosto dalle nubi basse. Quindi mettiamoci in moto e vediamo cosa ne verrà fuori. Bene, ho appena salutato il gruppetto lì di signori con cui ho parlato, che ci siamo fatti un po' di foto a vicenda. Adesso scendiamo, andiamo verso il Grand Lake. Come vedete qui, sia dal lato nord del Flavort che dal lato sud-ovest del Grand Lake, da dove si scaricano giù tutte le valanghe invernali, vedete c'è ancora un piccolo residuo nivale dell'inverno. Cartello Unistica Kai, che segnala appunto Monte Flavort a ritroso da dove sono arrivato. Vedete Bassa, Vetriolo, Levico. Passo delle Portelle a 50 minuti. Quante belle indicazioni. Forcella del Flavort. Dimenticavo di dire che il Monte Gronleit arriva a 2383 metri. Indicazioni CAI. A destra passo della Portella che farò il ritorno. E Monte Gronleit in su. Guardate una chicca di assoluta didattica. Guardate le nubi nel versante sopravvento rispetto a quelle sottovento, divise perfettamente a metà. A croci di vetta. Mamma mia, che squarci si aprono improvvisamente proprio. Seconda meta di questo 24 giugno. Mamma mia, non tanto per fatica ragazzi, ma sono grato per essermi tolto le soddisfazioni di aver visto queste due montagne che tanto bramavo di vedere fin da troppo tempo ormai.
Eccoci allora, dopo un po' di dronate, tra l'altro parecchio difficoltose a causa di improvvise raffiche ascensionali, e niente, qui appunto dalla vetta del Groenlight è quasi tutto, perché adesso sto qui un altro po', mangerò magari un paio di gallette. Niente, spero che finora l'escursione vi sia piaciuta, dopo vi farò vedere la Val Portela da dove discenderò, comunque adesso d'ora in poi solo discesa, dato il Fravort semicoperto. Adesso sono le 13:45, passi attuali 12.332. Cari miei, spero che fin qui il paesaggio, le montagne, l'ambiente sia stato di vostro gradimento, e adesso io mi accingo a ridiscendere. Ecco qui a Forcella Flavort, prendo il 325 per passo la Portela e dopo giù per la valle omonima. Guardate qui il panorama come cambia. Adesso si deve passare attraverso questo tipo di canyon. Fermi tutti che ho visto un'immondizia, un rifiuto. Ma guardate che roba. È una carta almeno, vabbè. Vabbè. E mentre tra poco arriverò al passo della Portela, guardate qui la valle che inizia ad aprirsi. Meraviglioso. E iniziano a scorgersi anche scenari della Valsugana. Proprio un bel passaggino da fare questo. Eccoci qua. Allora, sono fatto innanzitutto una bella foto del cartello. Vedete Groenlight in su 40 minuti. Poi interessanti indicazioni qui. Per la precisione mancavano anche queste indicazioni che erano dietro. Tanto ho visto che il bivacco è proprio appena giù qua. Intanto questo sopra al passo da cui sono appena ripartito è il monte Hoabonti, che dietro ospita i 7 laghi. Praticamente camminando così sto scoprendo posti nuovi sia tramite l'app sia tramite cartellonistica. Ecco qua arrivato al baito della Portela, 2000 metri. Baito della Portela, Roberto Filippi. Questa ragazzi, guardate quanta roba. Ah, la moka del caffè, un'altra moka del caffè, un po' di dispense varie, un po' di prodotti.
che è una base per dormire, coperte. Fravord qui davanti. Bene, veloce pausa fatta, adesso richiudiamo ovviamente il bivacco. Bellissimo, non avrei mai pensato, infatti è stata un'ottima idea fermarsi. Prendiamo su tutto e andiamo. Mamma mia, freschissima. Guardate ragazzi che roba, è la potenza di una, presumo, delle ultime piene. Ha scaraventato il ponte qua giù, anche qui un altro pezzo di passerella. Praticamente adesso si passa su quello che qualcuno avrà costruito, sia tipo una specie di camminamento sui sassi. Guardate cosa ha portato giù appunto una di queste piene. Ecco, siamo arrivati a questa specie di laghetto di stamattina, è qua dove sono salito appena partito per il Monte Fravord. Ecco qua, arrivato alla macchina. Ecco qui ragazzi miei, allora sono le 17:25 e dopo 22.500 passi sono appunto arrivato all'auto. Adesso vediamo se riuscirò a ricostruire un po' la tappa completa di oggi. Ok, in qualche maniera sono riuscito a ricostruire tutto il percorso della bellezza di 13,7 km, 1024 metri di dislivello e 1021 in discesa e 5 ore e mezza di cammino, segnava l'app. Stupenda escursione che appunto, come ho detto nel video del Fravord, volevo fare da tanto tempo, vedere queste due cime. Oggi con la festività di San Giovanni in cui siamo stati a casa del lavoro, ne ho approfittato pienamente e sperando appunto di aver fatto una cosa gradita anche a voi. Qui dalle località Gotati a 1680 metri di quota io vi saluto e vi rimando alla prossima escursione, chissà dove sarà la prossima volta.